Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Eccoci qui, buonasera a tutti, settima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, terza serie, voliamo con la nostra mongolfiera, con me nel cestello c'è Rossella, buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per essere con noi. E con questa settima puntata oggi voleremo un po'... oggi parte una nuova anche rubrichetta che non abbiamo trovato la sigletta però Rossella. Bisogna... ma aspettiamo, e anche il titolo. I suggerimenti. Ah, è vero, potrebbe esserci un suggerimento da parte dei nostri ascoltatori. Allora, iscrivetevi a YouTube, sul nostro canale di YouTube, scriveteci a radionostra@email.it e ci date il titolo della rubrichina che poi sentirete col nostro ospite, di cosa si tratta. E direi di partire col primo brano e poi col nostro primo ospite. Che dici, Rossella? Benissimo, Voliamo, allora cominciamo a svolazzare intanto. Voliamo vicino all'albero di Natale dove c'è la grafica in questo momento che ce lo mostra. Andiamo col primo brano. Son tornato per noia a vedere quel bar fuori mano in periferia, rifugio d'amanti in cattività e di storie senza allegria. Mi illudevo in un sogno di vederci lì, abbracciati come al tempo che fu. Io con il mio Campari, tu con il tuo tè, e Trieste sei tu. Son passati degli anni di sale e limone, foglie al vento e mala Malia. Il piccolo Berto ha ormai la sua età, sa la vita, sa cos'è una bugia. L'ho sentito salire le scale con passi da uomo che sa dove va, e poi dietro la porta parlava con te e tu ridevi con la bocca che so. Trieste, terzo Tergeste, l'America, America. Entro al caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Trieste è una donna che fa quel che vuole, ma forse non sa quel che fa. E si esalta di sogni, di vino e caffè, e ha deciso che non tornerà a strappare biglietti all'ingresso del cine, sognando amori di carta e di fumo. Cucion tetre bandiere coi bei voltichini e i colori di mille città. Trieste, terzo Tergeste, l'America, America. Entro al caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Forse è troppo di vino,
magari un grappino per sciacquarmi la bocca di tè. Le bottiglie nascoste per bene nel retro del negozio di usato Art Deco. E Trieste ai piedi del Carso mi guarda passare, non le importa di noi. Mare Bigio, a Scalini, monti di confine, banchine moli a sfondo città. Trieste, Trieste, Terza Tergeste, l'America, America. Entro al caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Dai, 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 Eccoci nuovamente in studio. E Rossella, dove andiamo ora con la nostra mongolfiera? Adesso voliamo alti e voliamo fino a Liegi in Belgio. Liegi, facciamo la Baston Liegi, Baston Liegi. Tu Non la dici, so, non la cos'è? sai. Non la so. Adesso ce lo dirà il nostro... Sì, sì. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Allora, spiegagli Allora. che cos'è la Liegi, Baston Liegi, Rossella. Dovresti saperlo. Magari prima diciamo chi è questo signore Sì. che dovrebbe sapere questa cosa così misteriosa. Benvenuto a bordo a Remo Omar 50, che è un insegnante che per conto del Ministero degli Esteri italiano si trova in Belgio. Adesso ci racconterà anche perché, ma prima dobbiamo subito risolvere questo mistero perché mi sta incuriosendo. Sì, sì, Baston Liège, Bastogne o Liège, Baston Liège piuttosto, è una tradizionale attività ciclistica che vede impegnati una serie di sportivi da tutto il mondo ormai, che ogni anno, più o meno in periodi Brutti. periodi così, se piove continuamente da queste parti, per cui si trovano a fare le famose Ardenne, che sono queste catene montuose, non difficilissime, ma che ci sono da queste parti, nel cuore dell'Europa, tra Germania, Paesi Bassi, se vogliamo, in realtà tra Germania, Belgio, Lussemburgo, insomma, Paesi Bassi, ecco. Quindi un modo per ripercorrere territori che hanno visto degli scontri terribili, no? Terribili nelle varie guerre, certo, ma bellissimi paesaggi dall'atmosfera naturale ancora incontaminata, soprattutto in questa zona, sì, che siamo lontani dai centri più urbanizzati, appunto come Bruxelles o Lussemburgo. E quindi immagino che sia Omar che Gianluigi vorranno partecipare senz'altro alla prossima edizione. Ma lo fanno solo i professionisti. È abbastanza impegnativa in effetti, perché appunto sali-scendi, però Sali-scendi e poi si corre sul pavé, no? Che sono i ciottoli, le strade perché non sono strade asfaltate antiche, ma ciotolate, col pavé. Va bene, a parte chiusa questa parentesi, così... Sì. Prossima trasmissione, sport, ok. Allora, che ci fai a Liegi come insegnante? Allora, ci faccio l'insegnante di scuola primaria, il maestro che lavora nelle classi locali di scuole locali, quindi di scuole belge, in modo particolare di scuole nella città di Liegi.
che è uno dei grandi centri che si trova nella regione Vallonia, della parte, chiamiamola un po' sud, francofona belga. Scuola, Insieme, scuola primaria che va dai bimbetti dai allora, 7 sì, anni ai 12, no, dai anche 5-6 5. anni ai 12, esatto, perché qui abbiamo un livello di scuola divisa in 6 classi, non più in 5 come in Italia, e quindi quello che è l'equivalente della prima media in realtà è la sesta elementare. Esatto, quindi i bambini sono preadolescenti con tutte le caratteristiche del caso. Ma e insegni francese naturalmente, Allora, perché insegno sono in lingua bambini francesi. francese la cultura e la lingua italiana. Ah, Ho due in realtà grandi filoni, per cui il mio orario di cattedra è condiviso in due parti. Da una parte faccio i corsi di lingua, di italiano, a volte utilizzo il metodo CLIL, cioè racconto questa cosa in italiano, a volte invece i bambini sono piccoli e non hanno magari delle preconoscenze, per cui mi rivolgo a loro nella lingua madre loro, che è il francese. E dall'altra invece in lingua francese mi adopero per lavorare con dei progetti di respiro più internazionale che magari partono dalla cultura italiana per abbracciare la cultura intercultura, diciamo, o europea o addirittura internazionale. Quindi dipende. Io sono qua dal 2015, pertanto ho fatto diverse progettazioni, una di queste la porto avanti da diverso tempo e quindi la porto avanti da diverso tempo e quindi ho adoperato, come dire, una progettazione che ho collaudato e che riperpetuo perché funziona. Quindi con i colleghi che abbiamo individuato una sorta di progettazione, come dire, di carattere epistolare, quindi di scambi di lettere e nel mio caso di cartoline con magari bambini di altre nazionalità, in modo particolare di origine italiana. Facciamo questa progettazione che dura tutto l'anno scolastico e che porto avanti da diversi anni, sì. Ma questi bambini come trovano l'italiano? Allora, in generale l'italiano è molto amato Mm. dappertutto. In modo particolare, nell'area francofona l'italiano suscita sempre molto interesse perché viene capita, concepita, immaginata, insomma, sentita come lingua musicale, per cui si ipnotizzano, sono molto affascinati, ma non soltanto i bambini, in genere un po' tutta la popolazione che parla altre lingue, perché quando sente parlare italiano con le nostre tonalità, i nostri accenti, eccetera, si fermano anche per strada e ti fanno i complimenti perché stai parlando italiano magari con altri colleghi o amici, e per cui si inseriscono magari con la loro capacità linguistica per interagire, perché sono sempre molto affascinati e la prima battuta è sempre questa: ah, parlo italiano, bellissima lingua. Questo sì. Dai. devo dire che questa è un'esperienza abbastanza comune per quelli di noi che si sono trovati in qualche paese straniero, Esatto. ed è molto sempre bello e gratificante. Ma io volevo sapere invece gli studenti perché sono interessati all'italiano? Chi sono questi bambini che studiano Allora, alle sì, ci elementari? sono, chiamiamo, vari gruppi di realtà che si avvicinano alla lingua italiana. In primis sono, diciamo, i bambini che sono i figli o i nipoti di prima, seconda, ormai terza generazione che vogliono avvicinarsi alla cultura alla lingua come proprio cultura d'origine, per cui come cultura materna, come retaggio, insomma, molto personale. Perché ricordiamolo, insomma, che il Belgio è stato terra di emigrazione per gli molto, molto italiani, sentita, no? molto forte. Pensa che a Liegi il 52% della popolazione ha origini o comunque contaminazioni italiane. Il Quindi, 52. sì, ma in genere in Belgio vi sono delle zone molto, molto colpite dall'immigrazione perché erano zone di luoghi di lavoro, no? Di importazione di manodopera per quanto riguarda
la raccolta di carbone, quindi nelle miniere vi erano una serie di concordati tra l'Italia e il Belgio che portavano moltissima gente e famiglie da queste parti per poter lavorare nelle miniere. Abbiamo dei bellissimi musei oggi, purtroppo anche in seguito a delle tragedie che ci sono state e che hanno finalmente fermato questo tipo di realtà che non era sempre piacevole ai tempi, perché era comunque una sorta di sfruttamento, no, per molti aspetti. E oltre al razzismo, chiamiamolo così, dell'epoca, insomma, Sì, era... credo che si possa chiamare tranquillamente così. Non è un luogo comune pensare a molti minatori, anche bambini, se non proprio magari nella miniera vera e propria, ma che magari collaboravano e vivevano intorno a questa, che respiravano anche proprio l'aria fisica di quell'epoca, di quell'atmosfera, ma anche di quell'inquinamento che il carbone produceva intorno alle miniere, alle fabbriche, alle acciaierie. Per esempio Liegi, definita la città ardente, era più gestita e organizzata per le fabbriche, mentre per esempio Charleroi aveva più miniere. Insomma, ci sono dei luoghi, dei centrati che avevano specialità più o meno così caratteristiche, dove però in comune denominatore erano questa grande comunità di immigrati che era arrivata ormai 70 e passa anni fa. Ha cominciato ad arrivare da queste parti. Il Belgio noi in Italia lo conosciamo poco, a meno che appunto abbiamo amici e parenti che ci sono stati. Lo conosciamo oggi ovviamente per Bruxelles, no? Per l'Europa, per questi contatti di questo respiro. Ma ai tempi si studiava semplicemente sul sussidiario, no? Insieme ai Paesi Bassi, è cosa che ricordo ha la gente in genere nel suo immaginario collettivo: la miniera, i fiori, i tulipani per i Paesi Bassi, di Lussemburgo, forse qualcosa di ricco, punto, fine lì. In realtà qua c'è una grandissima attenzione alla cultura, oltre che ai diritti alle persone, quindi è una popolazione molto interessante. Sai che ho viaggiato in varie parti del mondo, dove ho lavorato sempre come un insegnante. Sono stato in Africa, sono stato in Brasile, in Perù, in Congo, in Francia. Devo dire che la gentilezza che ho trovato mi ha molto colpisce tutti, non solo me ovviamente, però è una popolazione particolarmente gentile e disponibile, ancora più dei francesi stessi che sono a due passi. Sì. Devo dire che questa cosa mi ha molto colpito. Beh, interessante, sì, questo è un aspetto che non è vero, che non assolutamente... Che non emerge, a meno che non conosci giustamente queste Ascolta, scusa che però abbiamo un po' deviato, ti riporto alla domanda. Quindi abbiamo detto una parte sono discendenti di famiglie italiane, di immigrati, Sì, che quindi hanno desiderio di ritrovare anche un po' le radici, la tradizione, di conoscere il paese dal quale sono venuti magari i nonni, così. esattamente. E l'altra parte è quella che poi si configura un po' in giro per il mondo, è l'innamoramento della lingua come veicolo di arte e cultura italiana, che va dalla cucina al design, insomma, da tutti gli aspetti che conosciamo, no? Però in modo particolare all'arte. Si avvicinano a questa lingua proprio perché sono innamorati della lingua italiana, della cultura italiana, di quello che l'immaginario racconta dell'Italia fuori dall'Italia. Recentissimissimi sondaggi sono stati pubblicati dove si informa, insomma, dove si pubblica che l'italiano, proprio la richiesta della cultura italiana, è pressoché illimitata oggi nel mondo. Quindi sì, ci sono vari aspetti. Poi io ho a che fare con bambini molto piccoli perché siamo nella scuola primaria, quindi non è per volontà propria che si avvicinano alla cultura, anche se poi quando vai a scuola e incominci a insegnare, a conoscere i bambini, altri si avvicinano, no? Per contagio, chiamiamo così. Però in realtà sono ovviamente le famiglie che
propongono questo modello culturale. E l'Italia qui è veramente molto, molto forte, perché sponsorizza gratuitamente, no, con concordati culturali, un grande numero di insegnanti che arriva proprio a lavorare per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che promuove questa cultura, insomma, in varie scuole. Per esempio, io ho una cattedra che è composta da 9 scuole diverse e ho quasi poco meno di 200 bambini la settimana. Danno anche la bussola, fa parte del... Purtroppo la macchina ce la metto io, vabbè, ma comunque ci sta. Uso il GPS, capito, più che la bussola. Va bene. Beh, quindi insomma siete diversi insegnanti Diversi italiani, insegnanti di vari ordini e gradi, ci sono i lettori, ci sono gli quindi insegnanti all'università. primaria, di scuola secondaria di primo grado, di secondo grado, ma in realtà è una popolazione di insegnanti. Noi siamo circa 750 colleghi distribuiti in tutto il mondo. In giro per il mondo, ma questo ce lo riserviamo, Omar, perché abbiamo già programmato una puntata proprio sulla scuola Ok, volentierissimo. e approfondiremo anche questo aspetto, perché è molto interessante e pochissimo conosciuto. Ecco. È vero, sì. E però comunque anche in Belgio siete abbastanza. In Belgio siamo abbastanza. Pensa che a Liegi siamo oggi, poi i numeri variano da anno in anno, perché poi anche con l'avvento della pandemia Covid ci sono stati delle differenze, però oggi in questo momento siamo in 6 colleghi, ma già Solo a Liegi. Solo a Liegi. Ce ne sono, abbiamo 3 colleghe nella bella cittadina di Namur, che si trova a una 50 chilometri da qua, sempre sulla riva del fiume principale, la Meuse. Abbiamo altri 4 colleghi a Charleroi, che è anche la sede del Consolato Generale d'Italia, che è anche l'ufficio scolastico che coordina il nostro lavoro in questa area. E addirittura abbiamo alcuni colleghi a Mons, che è stata capitale della cultura proprio l'altro anno, 2 anni fa, insomma, e abbiamo anche una scuola internazionale, una sezione specifica all'interno di una base NATO, di una base che è la base SHAPE. Questo per quanto riguarda la Vallonia, però per esempio a Bruxelles abbiamo un sacco di altre colleghe che lavorano non soltanto nelle realtà locali, quindi noi li chiamiamo i corsi, ma anche nelle scuole europee, che hanno tutto un altro emendamento, hanno tutto un altro organigramma, che però insomma diffondono anche loro la cultura italiana ai bambini che si iscrivono a questi corsi. Sì. Certo, anche perché credo che a Bruxelles ci siano anche molti funzionari di vari paesi, no, che vivono, quindi hanno bisogno per i figli di scuole internazionali, perché esatto. sì. Queste scuole europee infatti sono scuole internazionali dove vi sono colleghi non soltanto italiani ma anche di altre culture, che insieme collaborano e arricchiscono il bagaglio culturale del bambino con più lingue e quindi con modalità didattiche, pedagogiche. Bene, quindi grazie per fare l'ambasciatore insieme a tutte le colleghe e colleghi dell'Italia in Belgio in questo caso, ma per l'occasione, non l'abbiamo detto prima già, ma con Omar abbiamo inaugurato una nuova rubrichetta che sarà appunto... Che sarà appunto, stiamo cercando il nome. Stiamo cercando un una sorpresa, tu esatto. Anzi, lanciamo, se qualcuno ha in mente un bel nome ce lo manda. No, ma volevo chiedere, ma chiedono, che ne so, sto pensando a qualche cantante italiano, chiedono, ma o cantano canzoni italiane? No. Allora, ma certo, certamente, cioè, conoscono tutte le canzoni a seconda delle generazioni con cui parlano, ma anche i bambini piccoli ricordano spesso le canzoncine che poi sono diventati tormentoni, dallo Zecchino d'Oro all'Antoniano, e il coccodrillo come fa, ce la ricordiamo tutti, no? E sono le più gettonate perché hanno poi dei ritornelli e dei ritmi che sono veramente ormai
opere d'arte, se proprio vogliamo. Io spesso lavoro con questa modalità, ma anche i colleghi, perché una volta si puntava al discorso nelle scuole elementari molto legato alla grammatica, oggi invece si fanno delle esperienze di comunicazione leggermente a tutto tondo e meno specifiche, per cui gli strumenti che sono l'arte, che va dalla canzone al canto, al disegno, al fare con le mani, eccetera, fanno da padrone. Ci sono bellissimi progetti anche legati, per esempio, all'opera. A Bruxelles c'è Operamus, che è un progetto organizzato dall'Istituto di Cultura e dall'Ambasciata, che promuove proprio dei messaggi lirici con tanto di corsi nelle classi e spettacolo finale nei teatri o all'aperto, insomma, da far mostrare, dove i bambini apprendono non soltanto la cultura della canzone o della musicalità, ma anche del teatro, quindi della rappresentazione, della scenografia, dei costumi, e chi più ne ha più ne mette, insomma. Sì, sì. Bello. Sì. Esatto. Affascinante, ci hai aperto una finestra. Ma guarda, ci sono tantissime realtà. Qua poi le scuole applicano quello che da noi una volta chiamavamo il concetto della scuola dell'autonomia. Qui è proprio molto sentita, perché una scuola è differente dall'altra. Il concetto di scuola statale intesa all'italiana viene meno, però tutte queste scuole sono coordinate e hanno una ricchezza straordinaria e una differenza l'una dall'altra particolare, per cui ci si può veramente divertire, nel senso che, ripeto, io lavoro con tantissimi progetti, ovviamente cerco di portare in luce quello che l'Italia ha di migliore, no? Ovviamente, piuttosto che no, però abbiamo tantissime colleghe e colleghi che lavorano con progetti fantastici, che ogni tanto noi mettiamo qualcosa di illustrazione sui siti specifici. Per esempio nel mio caso c'è l'ufficio scolastico di Charleroi, che si può trovare su Google, e vi sono una serie di immagini, filmati, insomma, rubriche che raccontano. Quindi possono essere anche di ispirazione, insomma, per chi... Sì, sicuramente sono delle foto ricordo per noi, perché raccontano esperienze fatte, però chissà. Bene, quindi cari ascoltatori e care ascoltatrici, perché credo che un po' di colleghe e colleghi in giro per il mondo ci stiano ascoltando, Omar rompe il ghiaccio, ma la nostra idea è di sentire un po' di colleghe e colleghi che insegnano anche in posti lontanissimi o in posti di cui sappiamo veramente pochissimo, perché poi specialmente in Italia, come sai Omar, l'arte di guardarsi l'ombelico è la più praticata, quindi cerchiamo invece di aprire delle finestre sul resto del mondo. Aspettiamo un titolo per questa nuova rubrichetta e grazie. E grazie mille. Prego, è stato un piacere. Io mi auguro che abbiate la possibilità quindi di vedere il sito. Mi trovate su Facebook, ho aperto un gruppo che si chiama Insegnare all'estero. Un gruppetto da poche persone. Sì, e quindi se avete qualsiasi domanda, siamo io e le mie colleghe che organizzano con me insieme, anche gestiscono questo tipo di realtà, siamo tutti disponibili a darvi tutte le informazioni del caso. Bene. Rossella, riprendiamo la bicicletta. Ah no, siamo in mongolfiera, riprendiamo la mongolfiera, le biciclette le lasciamo qua. Allora io saluto Gianluigi e la Rossella da qua giù, vi invidio lassù sul pallone e vi aspetto. Ciao Omar, a presto. Ciao ragazzi, è stato un piacere, ciao. Condannare il patriarcato con la foto del tuo culo si può fare, è naturale. Poi accusi i consumisti sul tuo Twitter con il nuovo cellulare, è naturale. Tu pulisci la coscienza con €1 regalato a quel ragazzo fuori dal supermercato, per poi trovarti con gli amici del calcetto in quel locale, metti i soldi tra le tette, ti senti più maschio che domina il suo tempo, è naturale. Bla bla bla, chi ha più potere,
bla bla bla, l'uomo d'affari, bla bla bla, sono i danari. Ah, sei sensibile e ti commuovi spesso per la foto del tuo cane, è naturale, dimenticando il terzo mondo e i suoi bambini che si spengono e la fame, è naturale, come la fame di attenzioni dentro un'isola, i famosi cimitero di celebrità scadute, dagli interessi fioriscono le regole, le vostre leggi traducono le chiacchiere, è naturale, bla 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 bla. Ti muore il nonno, corri a scriverlo su Facebook, è naturale, ma che dolore. In settimana sei biologico, lo yoga, in discoteca bevi il male, è naturale. Ci ho provato ma non riesco a digerire le cazzate sull'Italia come una nazione unita. Il Sud Italia vive ancora con gli scarti di una storia mai saputa. Ah, bla 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 bla. Io stasera ti porto a ballare sul tetto del mondo che non fa per me. Io stasera ti porto a ballare sul tetto del mondo più sporco che c'è. Ma mai nel suo mercato musicale, è naturale, tra pagliaccio e cantautore resta un limite ogni giorno più sottile, è naturale. C'è la guerra di mi piace ed io l'ho persa prima ancora di iniziare a scrivere per stare bene, bla 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 bla. Eccoci qua nuovamente in studio e Rossella, restiamo in zona questa sera per Quindi presentare il nostro ospite. preferisci Voga? Lasciamo un attimo la mongolfiera a riposo, andiamo a Voga? Andiamo a Voga, andiamo a piedi, va bene dai, andiamo a Voga e a Come Voga, Mosè? e a Voga ci rechiamo a Venezia dove abbiamo il nostro ospite Maurizio Vittoria. Buonasera Maurizio. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Buonasera, benvenuto. Allora, perché abbiamo chiamato Maurizio Vittoria? Maurizio Vittoria è prima di tutto un appassionato, un veneziano, un appassionato di storia di Venezia, anche per tradizioni familiari, e ha pubblicato diverse cose su Venezia e su alcuni aspetti magari particolari, specifici della città, ma noi l'abbiamo chiamato perché ha pubblicato un libro che è uscito proprio recentissimamente, che si chiama Storia di Venezia tascabile. Allora, la prima cosa che ci è venuto in mente di chiederti, Maurizio, è ma con tutto quello che è stato scritto su Venezia, e tu lo testimoni perché in fondo c'è una bibliografia minima, essenziale, proprio quei 2 titoletti, e sono circa 170 titoli. Allora ci siamo chiesti, c'era bisogno di un altro libro sulla storia di Venezia? Beh, guarda, sono convinto che la divulgazione sia molto importante per la diffusione del sapere. Per divulgazione intendo spiegare in forma semplice nozioni scientifiche, storia o altro. La storia di Venezia copre più di 1000 anni, è densa di avvenimenti anche intricatissimi tra di loro, e c'è una notevole quantità di libri che ne parlano, proprio molti. Ho pensato che potesse essere utile una specie di riassunto, una cristallizzazione dei fatti più salienti, in modo che si potesse avere uno sguardo d'insieme.
pensando a chi ha voglia di conoscere la storia di Venezia, ma non vuole senz'altro immergersi in migliaia di pagine. Diciamo che, visto che è un riassunto, molte cose non ci saranno, molte cose ci saranno, e per questo ho messo alla fine una bibliografia mirata per chi volesse approfondire le cose. Una bibliografia su Venezia si può comprendere migliaia di titoli. Qui sono circa 170 che secondo me spaziano in tutte le varie tematiche della storia di Venezia. E devo dire comunque che il lavoro non è stato facile, perché Per quanto diciamo tempo ci hai impiegato a fare il lavoro? Allora, avevo già fatto un lavoro del genere anni fa, io l'ho preso in mano e è difficile dire perché in realtà come tutti gli appassionati di Venezia conoscevo delle cose più che altre. Ho preso in mano vari libri di storia, varie enciclopedie, eccetera, ma ho avuto un certo momento in cui andavo come in tilt, cioè avevo troppe nozioni. Ho spento tutto per un po', ho lasciato perdere e poi ho ripreso cominciando da una cronologia storica che mi ero fatto anni fa. Piano piano è venuta fuori questa storia tascabile. Diciamo, ho avuto dei piccoli drammi, appunto. Questo lo metto e questo non lo metto. Nel selezionare. E se lo metto questo, adesso si capisce, e poi questo non posso metterlo. Vi assicuro che è stato più difficile togliere che inserire, ecco. Però mi sembra che alla fin fine la cosa scorre. Ecco, no, una delle poche cose che posso dire, nel senso il libro l'ho avuto in mano pochi giorni fa, l'ho guardato in alcune parti, ma è scritto in modo molto scorrevole, molto accattivante, in certi passaggi devo dire proprio avvincente, ecco, quindi complimenti anche per Grazie. la scrittura. E ti volevo chiedere, nella lunga storia di Venezia, insomma, no, sei partito dall'inizio. Allora, Sì. le origini di Venezia sono un po' ammantate di mistero e di solito la storiella che ci siamo sentiti raccontare tutti o che abbiamo letto nelle guide, così, o anche nei libri di storia, è gli abitanti della terraferma fuggiti in laguna in seguito alle invasioni barbariche nel V secolo d.C. Quindi è merito dei barbari la fondazione di Venezia? Guarda, questa è una delle cose che mi sta più a cuore veramente. Volevo assolutamente inserire e chiarire per queste origini di Venezia e i miti da sfatare. Ormai sappiamo che non è più così, però ripetita iuvant, no? Allora a me hanno insegnato a scuola e molti altri insegnano ancora. Ho sentito anche delle guide tuttora che dicono sì, Venezia è stata fondata dagli abitanti dell'entroterra che sono scappati all'arrivo del cattivone Attila e si sono rifugiati nelle isole della laguna che erano deserte e inabitabili, insalubri diciamo. Ma non solo, abbiamo anche una data di nascita, 25 marzo 421, caso, giorno dell'Annunciazione di Maria, e contemporanea alla fondazione della chiesa di San Giacometto, San Giacomo di Rialto. Questa leggenda si è poi consolidata nei secoli e chi per secoli ha governato la Serenissima l'ha plasmata ad uso pubblico e l'ha saputo adattare per la grandezza di Venezia. La cosa sappiamo che è diversa. Nel 421 Attila era poco più di un bambino, sarà stato cattivo ma non era ancora arrivato. Ma non così. La chiesa di San Giacometto è del XII secolo, tra l'altro. Comunque era fondamentale all'epoca che la città avesse una fondazione certa, che gli abitanti fossero indipendenti e che tutto fosse santificato. Fino al IX secolo noi non abbiamo fonti scritte, fonti storiche certe. Queste leggende furono, diciamo, arrivarono dalle narrazioni di Paolo Diacono, che
che era uno storico dei Longobardi, che ne ha scritto alla fine del Settecento, cioè circa 400 anni dopo i fatti accaduti. E anche poi, circa un secolo dopo, Costantino VII Flavio, detto il Porfirogenito, che ne ha parlato. Riguardo alla data di nascita, 421, può darsi, si sta dibattendo tra gli storici, forse è stato un errore di scrittura, forse voleva un 51, che quello è l'anno in cui è arrivato Attila. Però l'ho scritto per primo Martin da Canal in francese. Martin da Canal era un amministratore del Doge. È come se scrivessi adesso che il 16 luglio 1610 è caduto un meteorite sul Cavallino. Nessuno può smentirmi né darmi conferma. Qualche storico dopo di me mi copia e dice sì, ok, è caduto il meteorite. Allora, visto che non ci sono fonti storiche certe, quando si parla delle fonti della nascita di Venezia, bisogna sempre atteporre un probabilmente, in maiuscolo. E quando parlo con gli archeologi, con gli storici, questa frase viene sempre, perché non abbiamo ancora la storia canonizzata, diciamo. Per fortuna adesso sono i lavori degli archeologi che periodicamente mettono nuovi tasselli e si può delineare una, tra virgolette, nuova storia di Venezia. Posso riassumerla in 5 minuti, che potrebbe essere questa. Allora, molti secoli avanti Cristo, diciamo, degli abitanti delle terre, no, alcune terre emerse della laguna, cioè le isolette, probabilmente sono state usate come base di caccia e pesca dagli abitanti dell'entroterra, saltuariamente. Poi piano piano, anche con degli insediamenti stabili che favorirono la pastorizia. Quando poi si è scoperto che si poteva estrarre il sale, gli insediamenti sono stati sempre più stabili, e sale vuol dire business, vuol dire commerci, e si iniziò a fare dei commerci e scambi di merci tra le varie isolette. Sappiamo che dal III secolo a.C. L'area lagunare era conosciuta dai greci come mega emporio, cioè era un luogo dove si poteva commerciare vari tipi di cose. Cioè i greci da così lontano ci conoscevano. Nel II secolo a.C. sono arrivati i Romani che hanno colonizzato il nord-est, creando l'area che si chiamerà Decima Regio, Venezia e Istria. E da quel momento probabilmente, è una parola che bisogna sempre ridirla, tra le varie isole è probabile che ci sia fatta una sorta di federazione, una specie di, tra virgolette, pre-Venezia diffusa tra le varie isole. Questi abitanti hanno iniziato a organizzarsi, dalle isole partivano barche e navi che commerciavano con tutto l'Adriatico, e le merci passavano in special modo nella tratta tra l'Adriatico, tra il mare e Altino, attraverso Torcello, attraverso i canali dei delta, dei fiumi, che ora sono tutti canali, ma all'epoca erano i vari delta. Tutte le infrastrutture, anche tecniche, cioè magazzini, cantieri, eccetera, erano su questi canali, ma non solo, vi erano anche delle domus romane, cioè delle ville di villeggiatura. Tanto che e noi abbiamo resti di questi edifici. Esatto, sto arrivando perché voi proprio adesso state riscrivendo la storia piano piano e sto seguendovi con ardore. Appunto, come la villa romana di Leo Piccolo, che è stata scoperta all'inizio da Ernesto Canal, un grande scopritore, in questo caso un grand'uomo. Tra l'altro adesso sempre lì a Leo Piccolo gli scavi sono andati avanti, si fa ogni giorno una nuova scoperta. Allora,
questa organizzazione fu probabilmente la situazione sociopolitica che trovarono gli abitanti dell'entroterra quando arrivarono i barbari. Allora, quando arrivano i barbari, nel 401 i Visigoti con Alarico, nel 452-53 gli Unni con Attila il Cattivone, poi gli Ostrogoti con Rodorico e poi i Longobardi. Probabilmente con queste calate di barbari vi furono delle furie dalla terraferma alle isolette, ma molto probabilmente quando i barbari andarono via, la maggioranza di questi abitanti ritornarono a casa. Voi pensate a persone che sono abituate a lavorare sulla terra, andare a cavallo, a stare sulla terra stabile, ma si adattano a una vita in isola in cui si è sempre in barca, in mezzo all'umidità, non tutti si adattano. Probabilmente le vere premesse per la nascita di Venezia furono grazie ai Longobardi, i quali avevano occupato quasi tutta l'Italia. Hanno posto fine alla Venezia etruria romana, però avevano tralasciando una fascia costiera praticamente da sopra Grado fino a sotto Ravenna. Questa divenne una provincia dell'Italia bizantina, chiamata Esarcato d'Italia, con sede in Ravenna, sotto il governo locale di tali tribuni marittimi, dei militari eletti da Bisanzio tra le famiglie più in vista. Maurizio, io ti interromperei qui perché sennò poi troviamo tutto nel libro e quindi... Okay. Sì, no, scusa, no, ma è una cosa che ti sei lasciato mi piace proprio. No, diciamo, scusa, che da qui, diciamo, può iniziare la vera storia dopo i tribuni, i dogi, eccetera, ecco. No, è molto interessante quello che ci hai detto proprio sulle origini, cioè quando sono arrivati appunto i aperte virgolette barbari, chiuse Certo. virgolette, in realtà le isole non erano disabitate, non erano inabitabili e conoscevano già un certo sviluppo, ecco, diciamo, sia demografico che di commerci, di attività artigianali, forse anche un po' alla volta. Adesso con le ricerche archeologiche scopriremo tutto. Ascolta, andando un po' avanti, così, in tutta la lunga storia, perché è una storia, anche se parliamo di un territorio piccolo, relativamente piccolo, o anche molto piccolo in certi periodi, Venezia ha avuto una storia molto complessa e l'ha vista molto protagonista in realtà, no? Sullo scenario internazionale, almeno certo. nel Mediterraneo. Ecco, c'è un periodo che trovi particolarmente affascinante, che ti piace di più o che ritieni più interessante da approfondire? Beh, per me senz'altro il periodo tra la fine del 1400 e tutto il 1500, il Rinascimento in pratica. In quel periodo Venezia divenne un centro di innovazione culturale importantissima. Pensiamo nella pittura, Bellini, Carpaccio, Cima da Conegliano, poi nel 500 Tiziano, Tintoretto, Palladio, Sansovino. Ma per me che sono nato e vissuto in mezzo ai libri, quello che mi ispira di più è l'arte della stampa a Venezia. Quella è stata una cosa importantissima, è una pietra miliare per la storia del mondo, secondo me. Appunto, da Giovanni da Spiga, che era un tedesco che è arrivato qua nel 1469, ha iniziato il primo libro, al grande Aldo Manunzio, cioè Venezia ha avuto un ruolo fondamentale nella produzione del libro, che ebbe uno sviluppo anche per la libertà di stampa che c'era qui a Venezia. Pensate che solo alla fine del 1400 c'erano più di 150 tipografie e negli ultimi anni del secolo, penso dal 1490 in poi, furono stampati circa 3.000 edizioni, cioè un quarto di tutte le edizioni stampate in Europa, solo alla fine del 1400. Poi il 500 furono gli anni d'oro della stampa,
E, mm, ci furono circa 500 tra librai, tipografi e editori. Ricordiamo Giolito De Ferrari, Giunta, Giovanni Taccuino, Stagnino, Zuppino. Pensate ai nuovi caratteri che ha inventato Aldo Manunzio e poi sono stati riprodotti e perfezionati, ai libri tascabili. Non solo, poi non si stampava solo in italiano e in latino, ma in greco, greco antico, armeno, slavo, ebraico. Diciamo, la cultura, con la C maiuscola, ebbe uno sviluppo grosso. Ecco, questo periodo qua proprio me lo sento, lo sento mio. Certo. E adesso quante stamperie ci sono adesso a Venezia? Stamperie, Sì, tipografie, pochissime. Non lo so, credo molto poche, proprio, molto poche. Perché già anche diciamo negli anni 70 così si sentivano camminando, si sentivano le varie tipografie che producevano e anche l'odore della tipografia che usciva. Ce n'erano parecchie a Venezia, ma adesso credo forse una o due. Forse una vicino alle fondamenta 9, ma non sono sicuro se funziona ancora. E poi in terraferma. Vabbè. Dalle parti vostre ce n'è una grossa tipografia, poi ce ne sono altri. Adesso le tipografie devono essere, per stare al passo coi tempi, secondo me devono avere spazi, mezzi che a Venezia magari è difficile avere. Certo, sì. E restiamo un attimo il libro, è grosso il libro, cioè sembra, detto così, è storia tascabile, ma guardavo adesso a tante pagine. Ma sono circa 350 pagine. Però ho avuto, scusa, proprio i giorni scorsi una soddisfazione del mio amico che mi ha chiamato, ha detto guarda è proprio tascabile, perché mentre vado in battello poi in autobus mi sta nella giacchetta e me lo guardo, questa è proprio una soddisfazione. Sì, e ci dicevi anche il carattere della stampa che hai adoperato. Ah sì, allora, l'editore Vinipedia è una casa editrice che sta attenta anche alla natura, diciamo. Allora, la carta non è acida e i caratteri sono pensati per un'alta leggibilità. Confermo. E devo dire anche la copertina è anche abbastanza con un logo, con un disegno abbastanza anche moderno, cioè uno pensa a Storia di Venezia, le solite cose, invece è fresco, una copertina fresca, moderna. Sì, poi con l'editore abbiamo cercato all'interno di mettere delle illustrazioni che sono fotografie, riproduzioni di quadri ed altro, prese da vari musei e anche collezioni private che non fossero troppo viste. Viste, insomma, qualcosa di nuovo. Insomma. Qualcosa di nuovo. Cosa potrei dire? Si vede che anche qui c'è una ricerca, insomma, e non hai preso le prime 3 immagini che abbiamo già tutti in testa. No, sono molto raffinate. Complimenti anche per la ricerca iconografica, perché, insomma, aggiunge, ecco, non è... No, delle volte nei libri capita che le immagini siano un po' così, insomma, un po' di contorno, no? Mentre qui arricchiscono molto. Grazie, a me piace tra varie un quadro del 1863 in cui si vede Petre San Marco con l'acqua alta e una gondola che vi naviga. È abbastanza rara un'immagine del genere in quadro e questa si trova dentro il libro. E appunto, visto che parli di acqua alta, concludi anche, c'è un capitolo su Mose, salvezza o fallimento? Il Mose sappiamo proprio ieri che è funzionato, per fortuna, come deve funzionare. La storia del Mose, io dico sempre, è una storia di numeri. Se volete posso fare, però devo leggerli perché sono un po' di numeri. Allora, diciamo che le coscienze nazionali e internazionali si sono svegliate in Italia, cioè si sono svegliate dopo il 1966 con la grossa alluvione che c'è stata. Per farlo in breve,
i governi si riunirono e nel 1975 si varò la cosiddetta legge speciale per Venezia, con varie norme per la tutela della città e della laguna. Nel 1982, 7 anni dopo, per bloccare le acque si decise di adottare un sistema che prevede una serie di paratoie sul fondo delle bocche di porto che sarebbero alzate e bloccare l'acqua. Si chiama MOSE, modulo sperimentale elettromeccanico. Sorvolo sul fatto che è stata scelta questa tecnica al posto di altri, perché sennò è un discorso che non finisce più. Esatto. Andiamo sulla politica. Nel 14 maggio del 2000, la prima volta in cui il MOSE ha iniziato a funzionare, a difendere Venezia, fu il 3 ottobre 2020. Ah no, scusate, il 14 maggio del 2003, 21 anni dopo la decisione di adottare il MOSE, fu posta la prima pietra. La prima volta in cui il MOSE ha iniziato a difendere Venezia fu il 3 ottobre 2020, 17 anni dopo l'inizio dei lavori e 38 anni dopo la decisione di adottarlo. Allora, per dirla in breve, voi sapete che ci sono state spese faraoniche, uno scandalo giudiziario con corruzione, frodi fiscali, inchieste, commissariamenti, anche il comune è stato commissariato. Il MOSE adesso può funzionare, ma non è ancora finito. Circa un mese fa è stato detto ufficialmente che sarà completato entro il 2025. Certo. Nel 2025 saranno 22 anni dall'inizio dei lavori, 43 anni dalla decisione di adottarlo e 50 anni dal varo della legge speciale per Venezia. Una generazione in pratica. Sì, sì. È costato 7 miliardi di euro, forse un po' di più, Sì. con una provvisione di circa 100 milioni di euro all'anno per manutenzione. Ho sentito ieri che il sindaco credo abbia chiesto 150 milioni. È sconfortante, direi meglio non commentare, deve funzionare, facciamolo funzionare. Sì, ormai, visto che è fatto, facciamolo funzionare. Esatto. Va bene. Certo, sappiamo che ogni volta che le paratoie si alzano sono un bel po' di milioni che vanno, no? Lo Sì, so, ma la bolletta, specie adesso con la bolletta che è cresciuta. Cavolo, sì. Però io dico questo, ma è solamente mia personale. Con tutti i soldi che sono stati spesi e rubati, questo non lo dico io, ma dice la lo dice quando si alzano le paratoie, non solo deve funzionare, ma secondo me devono mettere anche Vivaldi a suonare anche la musica. Sto scherzando, Bene. Allora su Vivaldi possiamo chiudere felicemente, ecco. Io vi ringrazio, buon lavoro. Grazie, e diciamo appunto che il libro costa anche poco, sì. costa qui a 15 euro. Costa 15 a euro. 15 euro, sì, e se no sì, c'è anche la parte ebook che costa un po' meno, e si può comprare in qualsiasi formato. Andate sul sito di Venipedia e là c'è scritto tutto, come comprare il libro, anche acquistarlo direttamente dall'editore, e buona lettura a tutti. Sì, l'indirizzo esatto per acquistarlo online è mercante.venipedia.it. Sì, ma basta entrare anche in Venipedia e c'è già subito sull'angolino come comprare il libro. Va bene. Maurizio, grazie. Il prossimo libro? Grazie a voi. Non lo so. Ma fai venire l'ansia così. Ma ho visto che ne hai collaborato uno sul caffè. Ah sì, certo, sì. Che è interessante anche quello, magari ti chiamiamo, ci parli di quel libro. Ho fatto degli studi sul caffè, sì, va benissimo. Va bene. Va bene. Grazie Un mille. Saluto. Grazie mille. E grazie a voi per l'invito. Grazie. Motoscafi ribaltati sulle fondamenta, acqua alta, questa sera c'è la luce spenta. Venezia attenta,
ed in punta di piedi tu ci pensi, dici forse ce la siamo cavata, ma al mattino apri e guardi non è più finita, è lunga la giornata, non se n'è ancora andata, le valigie piene tutti i beni della gente, questo fa capire certo ciò che è più importante, fondamentalmente. Venezia, questa sera non mi fai parlare, butta giù quel goccio d'acqua che ti fa soffrire, e di certo non c'è il tempo di sindacare, ma ti giuro prima o dopo gliele mando a dire. Giustamente tu mi chiedi qual è la morale, che per ora siamo storti come un campanile, speriamo solo amore che non faccia troppo male, ma Venezia quando piove dentro fa morire, fa morire, fa morire, fa morire, fa morire, fa morire. E questa storia è certo una lezione che ne valga la reputazione degli incompetenti, quasi delinquenti, quando negligenti, e c'è qualcosa che di certo unisce, quando sconsolati più non si capisce da che parte andare, come ricostruire, ma poi distratto butti un occhio al cielo e chiedi al sole se è successo per davvero, non me lo spiego, io non me lo spiego. Venezia, questa sera non mi fai parlare, butta giù quel goccio d'acqua che ti fa soffrire, e di certo non c'è il tempo di sindacare, ma ti giuro prima o dopo gliele mando a dire. Giustamente tu mi chiedi qual è la morale, che per ora siamo storti come un campanile, speriamo solo amore che non faccia troppo male, ma Venezia quando piove dentro fa morire, 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 fa morire. Eccoci nuovamente in studio sulla nostra mongolfiera, e Rossella, questa settimana, la scorsa settimana, è stata un po' movimentata dal punto di vista climatico, no? È stata una settimana purtroppo movimentata, sì. E i nostri ospiti spesso hanno l'occasione, no, di ricordarci gli squilibri che stiamo provocando con le attività umane, abbastanza dissennate, no? Sì, certo. Per esempio, la settimana scorsa abbiamo avuto Enrico Pironio che ci ha raccontato di come anche la fauna africana, i grandi animali, soffrano per vari motivi legati sempre al cambiamento climatico. E poi abbiamo visto altri problemi legati per esempio all'acqua Sì. e legati per esempio alla laguna. Beh, abbiamo visto appunto c'è stata una marea eccezionale che grazie alle paratie del Mose Venezia è stata all'asciutto, insomma, e sono stati spesi tanti soldi, perché adesso c'è il discorso, ecco, avete visto voi che non volevate il Mose, che il Mose funziona. Io direi anche ci mancherebbe anche altro che non funzionasse con i soldi che sono stati spesi. E che, insomma, bene o male, con 20 anni di ritardo, finalmente si è lasciata Venezia all'asciutto, insomma, adesso vediamo anche quanto tempo. Siamo sempre in fase sperimentale del Mose, non è neanche ancora conclusa la sua costruzione, diciamo, siamo sempre
in fase di progetto e di sperimentazione. Dopo, una volta finita questa sperimentazione, allora diciamo che il prodotto viene consegnato. Adesso non si sa se al comune, allo Stato, adesso è da vedere perché anche i costi di manutenzione sono altissimi. Sono altissimi. Il nostro ospite Maurizio Vittoria, che prima ci ha presentato il suo libro sulla storia di Venezia, ha dedicato una delle ultime parti proprio del libro proprio all'opera del Mose e ci ha presentato dei numeri veramente sconvolgenti anche in termini di spese, ma non spese necessarie, spese dovute a purtroppo mazzette, ecco, e anche forse, insomma, i lavori si sono trascinati per decenni, ecco, perché Maurizio ci raccontava che l'ideazione è Sì, di sì, è tantissimi anni vecchia fa. di 40 anni fa, in effetti c'è su un articolo di domenica o di sabato, su un articolo dove c'è l'intervento di Italia Nostra, dice, beh, insomma, sono stati spesi, si potevano spendere tanto tanto di meno con altri progetti e forse già prima Venezia stava all'asciutto, insomma, quindi c'è sempre il discorso soldi che aleggia sul progetto Mose, che finalmente, Perché anche insomma, solo alzare le paratie, no, è costosissimo. Adesso sì, io sì, sono legata per i numeri, però leggevo l'altro giorno, insomma, non lo so quanto siano sostenibili. È anche vero che una marea così alta credo sia del tutto eccezionale. sì. Cos'era, un metro? No, era 1,78 m, però con punte di 2,04 m, una cosa veramente sui litorali, quindi anche qui l'acqua che è rimasta, diciamo, ai bordi della laguna e quindi lungo le spiagge, che ha scavato le spiagge con problemi da Eraclea a Sottomarina, insomma, dopo l'acqua che non entra ovviamente in laguna rimane ferma lungo la costa e quindi scava. E si sfoga lì. Esatto, si Sì. sfoga là. Evidentemente anche i pannelli che sono stati costruiti 20 anni fa, appunto, sempre in difesa, sempre nel progetto Mose, che riguardavano il progetto Mose, poco o quasi nulla hanno fatto. È anche vero che ne so, mi viene in mente le fotografie viste su Jesolo, è anche vero che costruiamo dappertutto, insomma anche in riva al mare si costruisce, quindi poi non lagniamoci se l'acqua si riprende il suo posto, Quello che il era suo su in realtà, territorio. sì, È sì. un po' drammaticamente è quello che è anche successo a Ischia, dove la frana, dove l'acqua ha fatto il suo percorso e ha fatto franare questa frana che è caduta su delle case che forse là non potevano esserci, stare. Non dovevano esserci. Mm. Ma è lì, quindi la storia dell'abusivismo è una storia antica. Purtroppo ogni anno costa un certo numero di morti, oltre alla devastazione, danni economici, insomma, no, poi viene proprio sconvolto anche l'equilibrio dei litorali o in questo caso come a Ischia, della collina. Leggevo che sono state una serie di microfrane che si sono unite nel loro spazio naturale. Ecco, su quello spazio che hanno, quel percorso lì non doveva avere ostacoli Sì, così, esatto. edifici, no, abitati. Quindi Esatto, un po' come è successo anche nelle Marche la settimana scorsa, dove appunto l'acqua ha invaso il suo percorso naturale, dove nel suo percorso naturale c'erano delle case. E che è chiaro che sì, dopo c'è anche il discorso della manutenzione, che ormai da anni non viene fatta quella manutenzione, diciamo, certosina che facevano sia i coltivatori o i boscaioli in montagna o con la pulizia degli scoli dei canali e quindi quando ci sono appunto queste alluvioni che portano giù di tutto, magari intasano i ponti, rovinano i ponti, e cadono i ponti e succedono le tragedie. e purtroppo questo poi si somma, no, con eventi climatici estremi che diventeranno la norma, no? Perché magari non piove per 3 mesi, poi improvvisamente in un giorno cade tutta l'acqua che doveva cadere in 3 mesi
Quindi c'è un cambiamento climatico, eventi climatici estremi, abusivismo, manutenzione assente o carente o comunque non adatta, perché come dicevi tu Gianluigi, una volta gli agricoltori o anche in montagna sapevano che cosa fare. Adesso questa sapienza qua sembra che si sia persa e tutto questo però risulta in morte e distruzione purtroppo. E Certo. ormai la stiamo vedendo troppo spesso, ecco. Quindi speriamo che veramente ci sia un cambio di marcia rapido, repentino e anche coraggioso, nel senso che alcune cose adesso sta girando una petizione per far cambiare un po' le cose, perché il governo investe, ma non questo, sempre governi hanno investito nella mobilità delle auto 100 volte quello che viene investito per la mobilità delle biciclette. Sì, sì. E quindi si continua, insomma, a costruire strade, parcheggi, inquinare. E quindi o c'è un cambio repentino e Ci vuole coraggioso. un grande cambiamento che per il momento nessuno forse ha il coraggio di fare, o non c'è interesse, qualcuno ha altri interessi e quindi fa girare gli interessi da un'altra parte. Certamente ci vorrebbe appunto coraggio, ecco, tra le altre cose. E ne vediamo poco per quanto riguarda l'ambiente, ecco. I nostri ospiti spesso l'hanno detto, no? Certo. Che ecco, abbiamo avuto anche il responsabile della comunicazione di Greenpeace la settimana scorsa, e anche lui ha detto che in realtà si sta facendo poco o niente, e anche i media, giornali, televisione, radio, ne parlano pochissimo, ecco. Quindi tanti nodi che vengono al pettine tutti insieme e poi stiamo lì appunto a piangere i morti ancora una volta, come se fosse colpa di Giove che manda l'acqua. Esatto. Va bene, abbiamo parlato di cambiamento, adesso ci mettiamo il grande cambiamento, un pezzo di Antonella Barina musicato da Monica Giori in occasione del 25 novembre. Guardate come cambia la storia in un momento. Guardate come arriva il grande cambiamento. Voleva denunciare, non dite che non potevate aiutare.
alzato un muro, noi ci abbiamo scritto sopra il futuro, perché tutte le volte che avete alzato un muro, noi ci abbiamo scritto sopra il futuro, perché tutte le volte che avete alzato un muro, noi ci abbiamo scritto sopra il futuro, perché tutte le volte che avete alzato un muro, noi ci abbiamo scritto sopra il futuro, perché tutte le volte che avete alzato un muro, noi ci abbiamo scritto sopra il futuro. Guardate come arriva il grande cambiamento. Eccoci qua nuovamente, restiamo in laguna Rossella, ma restiamo proprio in laguna, proprio dentro la laguna, con i piedi a molle. la laguna. Esatto, e con noi abbiamo il Signore degli Anelli, Alessandro Sartori. Guida Grazie, ambientale, effettivamente il Signore degli Anelli ti sta benissimo, Alessandro, e adesso ci spiega anche perché. Abbiamo invitato la nostra guida ambientale amico di Radio Nostra, Alessandro, perché ha deciso di fare concorrenza all'Istat e vuole fare un censimento, anzi rifare un censimento, perché non è una cosa nuovissima, e però un censimento un po' particolare, diciamo, non va a suonare proprio i campanelli delle case. Che censimento facciamo, Alessandro? Buonasera a tutti. Sì, facciamo il censimento del popolo rosa, cioè dei fenicotteri, che è questo uccello che piace a tutti o a quasi tutti. Poi parleremo anche dei detrattori del fenicottero, che è un animale che nella nostra tradizione lagunare non c'era nemmeno presente, nel senso che è un animale comparso da noi negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000. Tranne alcune osservazioni rarissime, ma comunque non era un uccello contemplato tra gli uccelli lagunari. Poi all'inizio degli anni 2000 è cominciato ad apparire in laguna con la sorpresa di tutti. Un piccolo gruppo si saranno persi, in realtà avevano trovato questa nuova terra e che gli è piaciuta molto, si vede, e un po' alla volta sono aumentati fino ad arrivare a nidificare 2 volte in laguna di Venezia, ma soprattutto diventando un uccello tipico delle nostre zone. Negli ultimi anni, esattamente 5 anni fa, perché questo è il 5º anno, l'idea nasce sul Delta del Po, che è un posto per vocazione, posto di vocazione di fenicotteri, anche se poi vedremo che abbiamo il nostro Guinness qua nelle nostre zone, come presenza, e decidono di provare a mettersi tutti assieme, cioè l'Emilia Romagna, gli ornitologi o gli osservatori dell'Emilia Romagna, quelli del Veneto, e poi coinvolgono anche quelli del Friuli Venezia Giulia, perché nel frattempo è arrivato fino in Friuli, e provare a fare questo conteggio dell'Alto Adriatico, che nasce un po' così come un'iniziativa tra lo scientifico e il divertente. Proviamo e la curiosità, per dire, vediamo quanti sono. Sì, aperto ai builder. Diciamo che all'inizio molti ci hanno preso in maniera anche molto scettica a scontare i fenicotteri. In realtà, fin dal primo anno è partito in maniera molto seria, per cui molte squadre sul territorio, per cui il giorno del censimento, dalle zone umide dell'Emilia Romagna fino a Grado, uscivano in contemporanea un sacco di squadre, perché normalmente c'è uno che conta e uno che segna, perché poi quando si contano è bene non perdere l'attenzione su quello che stai contando, per cui normalmente c'è sempre un aiutante che scrive, che poi delle volte è anche più bravo a contare di quello che sta contando. Ed è venuto fuori un buon risultato con anche delle cose interessanti. Questo format è stato ripetuto anno dopo anno e ci siamo accorti che insomma cominciamo a avere parecchi dati, ed è molto interessante perché è la prima specie che viene contata in contemporanea, cioè lo stesso giorno, in tutto il bacino, diciamo, dell'Alto Adriatico, per cui potrebbe essere anche l'inizio di altre cose. Un'iniziativa appunto nata da un'idea che oggi è invece un censimento consolidato. Ascolta, ma noi abbiamo una curiosità che capisco che sia elementare per gli esperti, ma per noi invece è una cosa molto misteriosa.
ma come si fa a contare i fenicotteri o anche gli altri uccelli? L'altro giorno ho visto 300 gru, ma come fai a sapere che hanno 300? Così vai a occhio Allora, o come si fa? il fenicottero facilita molto il lavoro del censitore, perché intanto è grande e è anche una specie che non si confonde con nessun'altra, per cui anche a lunghe distanze, perché non sempre il fenicottero è vicino, diciamo, al luogo dove te lo osservi, puoi anche vederlo in lontananza, però non lo sbagli con nessun'altra specie. Per cui intanto parte dal presupposto che quando conti i fenicotteri sai che stai contando quelli, che quando te conti per esempio le anatre o altri animali non è così facile. Di norma tende anche a stare abbastanza fermo, nel senso che ci sono animali che sono in continuo movimento, per cui, oppure che li conti in volo e non è mai facile. L'unico problema è che delle volte stavo per usare un termine non scientifico, ma stai in gruppo, stai in questi roost e te vedendo magari la prima linea ne conti 150 e fai un po' fatica a capire se questa linea è formata da due, magari da due ce la fai e fai 150 più 150 fa 300, non capisci se poi questa linea sia poi un triangolo, per cui magari verso il centro questa linea è formata da 5. Lì ci vuole un po' di esperienza e quando sono gruppi molto compatti si prendono anche di lato, cioè ci si sposta e si cerca anche di vedere che densità hanno. Però non è difficile. Mentre, per rispondere precisamente alla domanda di Rossella, quando si fanno dei conteggi sui monitoraggi non è semplice. Una tecnica è quella di fronte, per esempio, a un lago di anatre, dove tu identifichi la specie e delle volte ci si trova a contare 3.000, 4.000, 5.000 anatre in uno stesso lago, tu ne conti, ci vuole esperienza ovviamente, ne conti una parte e poi moltiplichi come fosse un texel, cioè come fosse un quadrato e dici se ne ho contati 200 in questo quadrato, questo gruppo mi sta 10 volte in questo mega gruppo, per cui te dici contato 100, fai 10 per 10, si sta 10 volte. E non è facile, ci vuole, bisogna anche allenarsi un po'. Per esempio io delle volte vedo in volo, che ne so appunto, tipo anche poco, magari vedo 20 volpoche, tendo a dire provo a stimare quante sono in volo e poi le conto bene, perché è bene ogni tanto controllare la propria capacità di stima, perché è come tarare uno strumento. Quindi Per la cui macchina ci vuole un po' di fotografica. tecnica ed è molto utile il confronto. Ogni tanto sarebbe bene che un ornitologo uscisse con un altro ornitologo a contare animali e ci si confronta, cioè in silenzio io conto e dico io ne conto 1200 e l'altra persona mi dice no, io ne ho contati 800. Più questo numero si avvicina, che su 1200 sbagliare di 100 non è neanche sbagliare, più questo numero si avvicina, più te ti rendi conto che il tuo strumento mentale è corretto. Per cui è una cosa che non è facile, ma non è nemmeno... Come tutti i mestieri, bisogna allenarsi. Ma le foto possono aiutare in questi casi? Diciamo che il fatto di fare una stima in un gruppo, poi scattare una foto e a casa con calma andare a verificare, anche se è evidente che poi a livello di conteggio tu devi sempre usare la stessa metodologia, però torniamo sempre al discorso che ho fatto prima. Il confronto con la fotografia serve a tarare la tua capacità di stima. Per cui è bene, è un po' come tutti i mestieri, bisogna dedicare del tempo ad allenarsi a contare. Io stesso delle volte, magari arriva l'inverno, dobbiamo fare i monitoraggi, come ne abbiamo fatti ultimamente con le anatre, e non sei mai così bravo a inizio inverno come quando arriva a febbraio, perché l'hai già fatto parecchie volte, per cui è bene allenarsi, come in tutte le cose. Ascolta Alessandro, ma c'è un motivo perché avete scelto, scusa, intanto diciamo la data di questo censimento. Allora, il censimento quest'anno quasi sempre sono i primi di dicembre e quest'anno casca martedì 6. Cerchiamo sempre di trovare un giorno dove che non sia, in cui non ci sia attività venatoria, perché dobbiamo chiedere anche l'accesso alle valli,
perché stanno in valle durante l'inverno, poi vi spiegherò perché. E devo dire che l'ente produttori selvaggina, che è uno degli enti, insomma, che consorzia le varie valli, è sempre molto disponibile, perché a loro non interessa del fenicottero, però siccome è una cosa che chiediamo una volta l'anno, per cui mandano una lettera alle valli che, volenti o nolenti, diciamo, magari alcuni un po' meno entusiasti, altri di più, ci aprono le porte e ci danno, anzi addirittura ci danno un supporto, come alcuni accompagnandoci in barca. Per cui sì, da questo punto di vista qua dobbiamo dire solo grazie. Per cui un martedì perché è un giorno che non si caccia, e d'inverno perché c'è una buona concentrazione di fenicotteri d'inverno. Ah, quindi non è masochismo d'inverno che si sta lì a ghiacciarsi. No, il fenicottero, per fare un discorso che forse interessa agli ascoltatori, è un animale che ha dei movimenti interni nelle aree, diciamo, della nostra nazione, ma anche a livello di bacino mediterraneo. La popolazione è un po' sempre la stessa, poi porterò degli esempi, e ha degli spostamenti che sembrano casuali a una persona non attenta. In realtà ogni gruppo si muove secondo una logica, e allora la domanda che spesso fanno le persone, per esempio, che frequentano l'Io Piccolo, è: quando ci sono i fenicotteri? Perché magari trovano un parente che ha detto: sono andato all'Io Piccolo, che bellissimo, ho fatto ste foto, mi sono fatto i selfie con i fenicotteri dietro le spalle. Dopo i parenti vanno all'Io Piccolo, non li vedono e pensano di essere sfortunati. In realtà ci sono dei periodi in cui i fenicotteri stanno molto più vicini, e poi ci sono dei periodi in cui i fenicotteri proprio non ci sono, o ce ne sono pochissimi. Allora, giusto per non annoiarvi e dare una linea di idea, sicuramente il fenicottero non è attualmente un uccello nidificante in Laguna di Venezia, e per cui nel periodo riproduttivo, facciamo finta fine aprile, maggio, giugno, luglio, durante l'estate, è difficile vedere tanti fenicotteri, perché saranno nei posti di nidificazione, per cui alle saline di Comacchio, piuttosto che in Sicilia o in Sardegna, ma anche in Spagna e in Francia, perché vedremo poi che i fenicotteri che girano qua vengono da tutto il bacino mediterraneo. E durante l'inverno invece arrivano da noi perché hanno imparato, secondo me, che nelle valli da pesca c'è molto cibo, e pertanto, nonostante siano dei brucatori di fondo, mangiano gamberetti, piccoli insetti, anellidi, ma non disdegnano di mangiare anche del mangime che viene magari dato alle anatre. E questa è una mia idea, che una concentrazione così alta di fenicotteri durante l'inverno è proprio data dal fatto che hanno imparato questa cosa. E poi ho finito. Quando finisce la caccia, per cui a febbraio, ci sono tanti fenicotteri in laguna, non trovano più tanto interesse a stare dentro nelle valli e cominciano a spostarsi, ed è il periodo d'oro per vederli, per cui febbraio, marzo e aprile è il periodo d'oro per vederli vicini, perché queste migliaia di fenicotteri che sono dentro nelle valli escono dalle valli e, per il piacere di molti, beh, in effetti anche oggi che sono passato ce n'erano tantissimi sì, adesso cominciano a arrivare, sia in Valle Sacchettina, sia anche in Valle Treportine, nelle valli Treportine. Anche là in Traghetto Vecchio ce n'erano anche. Domenica sono andato e sono rimasto sorpreso, c'era un bel gruppo. Là ho visto anche, saranno stati una cinquantina di ibis sacri. Ah sì, quello ormai sta diventando... Sì, una cinquantina, esatto. Comunque, tornando ai numeri, vedo che nel 2021 c'è stato un exploit, o siete stati bravi voi a contarli, oppure sono arrivati in tanti, perché vedo il Veneto fa la voce grossa, il 62% di tutta l'Alto Adriatico. E nel 2020 14.240, 2021 19.605, cioè un'alzata, un'impennata. E questa è stata una delle sorprese quando siamo partiti con questa idea, che è giusto dire che è, diciamo, fatta da varie associazioni, per cui ASOER per quanto riguarda l'Emilia Romagna, poi Sagittaria segue la parte del Delta Veneto, cioè Rovigo, Società Veneziana di Scienze Naturali assieme a Venezia Birdwatching gestisce Venezia, e poi, diciamo, Astore, che è
diciamo un'associazione friulana di ornitologi molto in gamba, fanno il Friuli. E quando è nata questa idea, l'idea era che il Delta fosse il posto con più fenicotteri. In realtà il Veneto supera l'Emilia-Romagna in maniera decisa, e il sottogruppo della provincia di Venezia, la provincia di Venezia, è in assoluto la numero 1 di tutte le province, per cui veramente sì, interessante questa cosa qua. E anche nel Friuli, dove erano un po' meno, cominciano a aumentare, ma insomma il numero del Friuli insomma è un numero anche in ascesa, ma non con dei numeri ancora così importanti come le altre zone, insomma. Per cui, poi ci sono zone nuove, per cui se siamo stati bravi a contarli, diciamo che è interessante quando te fai un censimento che la metodologia sia sempre la stessa, per cui il bello, per fortuna, questo insomma anche grazie a tutte queste associazioni e a tutti i volontari, perché ci tengo a sottolineare che è un lavoro che sposta parecchie persone, ma nessuno percepisce nulla, non c'è nessun rimborso spesa, per cui è basata solo sul volontariato delle persone, cioè il piacere di partecipare a questa ricerca. E siamo sempre riusciti a coprire tutte le zone molto bene, devo dire, con parecchie squadre, e questo fa sì che il dato rimanga diciamo costante, compresi gli errori, cioè nel senso che è coerente da un anno sì, statisticamente poi da quando cominci i censimenti a superare i 5 anni, portati sui 10 anni, anche l'errore sparisce, perché poi quello che è interessante è vedere il trend, cioè la salita e la discesa. Statisticamente mantenere uno stesso metodo serve. E la novità è stata che quello che notiamo noi è che in alcune zone, per esempio quest'anno per la prima volta manderemo una squadra anche sul ponte translagunare di Chioggia, perché la novità è che te vai a Chioggia, trovi fenicotteri a destra e a sinistra delle volte, e io immagino la sorpresa degli stranieri che magari vengono a fare le vacanze e fanno il pezzo di Romea, e a un certo punto si trovano, come quando io sono nato in Camarga da giovane, si trovano a destra e a sinistra i fenicotteri, che è una cosa impensabile, perché già uno che va uno già che va a Lio Piccolo va lì, cerca, comunque va in un posto fantastico come Lio Piccolo, ma penso uno che sta viaggiando per le vacanze, magari per andare a Rimini, a Riccione, e passa a sto ponte dove a sinistra e a destra i fenicotteri, impensabile 10 anni fa, impensabile. Per cui il primo anno che mandiamo una squadra anche a Chioggia. Sì, perché bene. Ascolta Alessandro, se qualcuno avesse voglia di dare un una contributo, mano. Allora, le squadre sono già state fatte, però può pure scrivere a me, posso lasciargli la mia email, perché se posso aggiungere delle persone. Evidentemente domani chiudiamo, diciamo, tutte le partecipazioni, però penso che ci siano ancora dei posti liberi, insomma, per poter dare una mano, per cui nessun problema. Chiaramente sapendolo per tempo si riesce a organizzare meglio, ma attualmente sono sicuro che per esempio per la zona di Lio Piccolo c'è possibilità, insomma, di aggregarsi con, diciamo, il censitore capo, quello più esperto, insomma. Ascolta, quello allora professionale. Dai a voce la mail che sì, chi la mia è ascolta. ale. Che è il diminutivo di Alessandro, per cui ale. Poi Sartori Venezia per esteso, e poi @gmail.com. Perfetto. Ripeto, ale.sartorivenezia@gmail.com. Bene. Perché chi ti ascolta, dopo la metteremo anche in video, chi ci ascolta da può capire lo stesso. Quanto deve durare questo impegno, Alessandro? È una mattinata a Lio Piccolo, sì, ecco, l'unica cosa bisogna alzarsi presto, perché il fenicottero la mattina, diciamo, sta in gruppo, col freddo non è che si muova, è un po' pigro, cioè nel senso che aspetta che si alzino un po' le temperature per cominciare a sparpagliarsi o a dividersi in sottogruppi, per cui è bene beccarli al mattino, ma poi prima di mezzogiorno, cioè il pomeriggio assolutamente libero, insomma. Ci sono delle squadre che finiscono a mezzogiorno, l'una, ci sono delle squadre che a mattina hanno già finito, proprio nessun problema. Anche perché se stai tanto, no, c'è il rischio di contarli 2 volte, no? Magari si spostano. Non questo, perché avendo ormai esperienza in 5 anni, ogni persona che viene mandata in un luogo gli vengono date delle indicazioni
diciamo, al capo censitore perché non faccia questo errore. Se cominciano ad alzarsi in volo, ci si sente per telefono, cioè per esempio io, che probabilmente farò Crassabò, se dovessero partirmi in volo, io devo collegarmi con la persona che fa l'altra valle a fianco, dicendo guarda che me ne sono partiti 1000. Ecco. Però, diciamo, è sempre bisogna metterci attenzione. Diciamo che siamo un po' rodati e attenti a queste cose qua, per cui sì, diciamo che fatti i primi anni abbiamo un po' imparato dove si sbaglia. Per esempio, ecco, io visiterò 2 valli che sono sempre gli stessi che si muovono nella mattina, per cui la mattina faccio una valle, poi a metà mattina mi trasferisco in un'altra, però so che quelli sono, cioè non li conto 2 volte. Sì, ormai poi tu li conoscerai anche a nome di persona. Sono loro che quando si spostano mi telefonano. No, per collegarmi a quello che dice Luca, è vero che alcuni hanno l'anello, per cui ecco perché mi chiamavano il Signore degli Anelli. Alcuni sono marcati, cioè da giovani, quando nascono in tutta Europa, chiamiamo il bacino mediterraneo, vengono marcati, in una colonia vengono sempre messi un numero di anelli, e per cui alcuni soggetti, avendo questo anello che li identifica con un codice alfanumerico, non è più un fenicottero, ma nel momento in cui ha una sigla diventa Mario Rossi, cioè sappiamo che è lui. E per questo si riescono a vedere un sacco di cose interessanti, per cui se volendo parlare di Lio Piccolo, per esempio, ci sono dei fenicotteri anche dalla Turchia, la gente dice che belli i fenicotteri, sì, ma non sanno che magari quel fenicottero si è fatto un viaggio lunghissimo, o anche dall'Algeria. Normalmente sono italiani, però ci sono dentro degli spagnoli, dei francesi, e hanno una ciclicità, cioè ci sono dei francesi che ogni inverno nidificano in Francia, poi ogni inverno decidono di passarlo nella zona della Laguna Nord, per esempio. E poi ci sono delle schede, perché noi segnaliamo questi numeri quando riusciamo a leggerli, li segnaliamo a un centro nazionale, poi diciamo li smista allo schema di competenza, per cui se io leggo un anello turco poi viene passato alla Turchia che mi risponde e ti arriva tutta la storia di vita, e ce ne sono alcune che sono interessantissime. Questo per esempio è uno spagnolo bianco X161, ma non era quello che volevo far vedere, comunque spagnolo, che però ogni tanto arriva a Lio Piccolo. Cioè questo lo trovano nidificanti in Spagna, però ogni tanto arriva a Lio Piccolo, sta lì magari un inverno, viene visto e poi se ne torna in Francia. Poi io invece l'ho visto, sempre questo, sul Delta, perché vuol dire che era in un gruppo, un po' come facciamo noi, che dice ma sto anno torniamo in Grecia, ma dai sto anno proviamo la Sardegna, che ho sentito che è molto bella. Per cui sì, a questo magari un anno non si vede, perché magari passa l'inverno da un'altra parte, per cui io l'ho visto per esempio sul Delta del Po, e poi magari questo inverno adesso, in questo censimento, lo vedremo tornato nuovamente. E oppure c'era molto bello uno nato in Sardegna, che era nato in Sardegna e subito da giovane era andato in Tunisia, per cui in Tunisia vedono questo sardo. Poi ha vissuto sempre in Francia, per cui questo qui aveva tipo 7-8 anni, e l'hanno sempre visto nelle colonie della Camargue, per cui era un sardo, ma che in Italia, oltre a essere nato, non ci ha mai messo piede. E poi io l'anno scorso l'ho visto in Laguna Sud per la prima volta, questo sardo, e poi invece ha fatto tutta la primavera a Lio Piccolo. Ma quanto vive? Dopo aver girato 8 anni l'Europa, ha detto adesso Lio Piccolo mi piace e diventa il posto dove ci starò. Senti Alessandro, ma quanto vive un fenicottero? Anche, diciamo, vediamo degli anelli molto vecchi. Diciamo, io ho visto più volte anelli attorno ai 20 anni, però comincia a essere con delle storie di vita interessantissime, perché quando te leggi un anello di un fenicottero di 20 anni, sottolineo che i fenicotteri sono molto letti gli anelli, perché diciamo, delle volte è veramente facile leggerli perché stanno vicini, per cui diciamo le storie di vita sono molto ricche, cioè se è stato in Francia è stato visto in Francia o in Spagna, per cui trovi delle storie interessantissime, però ci sono dei record incredibili sui fenicotteri. Ci sono dei record incredibili. Adesso cerco anche un dato preciso, ma so per certo che a Orbetello è stato visto un
fenicottero con uno dei primi anelli messi in Francia, e io penso, non vorrei dire, ma io penso che raggiungesse i 40 anni. Perché esistono dei record di longevità. Adesso volevo vedere anche un dato qua No. Questa è la prova che viaggiare fa bene comunque. Sì, allora il record segnalato, insomma, nel Guinness di un fenicottero è 27 anni, 6 mesi, per cui siamo vicini ai 28 anni. Diciamo che secondo me è un fenicottero, per quelli che vedo io, perché ne vedo con 20 anni di vita, diciamo che un fenicottero secondo me mediamente vive tranquillamente i 20 anni, li raggiunge, e può raggiungere anche i 25. Ci sono dei record incredibili, perché di per sé è un animale longevo, anche se tutto sommato sembra goffo, viaggia moltissimo, per cui forse ha anche meno predatori, non so. Sì, è vero, anche questo non è un uccello, sì, che superata probabilmente la prima fase quando sono giovani. Certo. Poi una volta vivono in branco, vivere in branco dà sempre dei vantaggi competitivi, non da poco, e poi giustamente, come dice Bergamo, non è facile predare un fenicottero, anche se probabilmente nei loro viaggi africani poi hanno tutta una serie di felini che delle volte si buttano in questi gruppi per portarsi a casa, perché delle volte si pensa al leone come solo il mangiatore di zebre. Quando ha fame ci sono un sacco di documentari dove si butta dentro in sti laghi, ne prende uno e dice oggi mangio un fenicottero, però in generale non è un animale molto predato. Va bene. Molto interessante. Bene, allora tutti a guardare, a contare i fenicotteri e niente. Sarà nostra cura, appena facciamo i report, passarvelo a Radio Nostra, esatto, bravo, che diventa la radio ufficiale del fenicottero. Lo metteremo come simbolo anche il official media del fenicottero. Se volete avere informazioni su quanti fenicotteri ci sono quest'anno in Laguna di Venezia, nel Veneto o addirittura nell'Alto Adriatico, rimanete collegati con Radio Nostra. Bravo. Grazie per lo spot. Ti offriamo il caffè. Ufficial media, va bene. Okay. Va bene. Perfetto, grazie mille. Grazie Alessandro, a presto. Grazie a voi. Bene Rossella, ormai siamo alla fine anche di questa 7ª puntata di lunedì. Sì. È stato interessante anche questa, come ovviamente tutte le altre. Se vi siete persi le altre, basta che andate nella pagina di Radio Nostra, nel sito di Radio Nostra, e basta scrivere Radio Nostra. Adesso ho visto che abbiamo superato anche la Radio Nostra, quella ecclesiastica, arriviamo prima noi, quindi vedete Radio Nostra in rosso e in verde, siamo noi, andate a vedere le puntate e a sentire le puntate anche precedenti, che sono sempre carine, ma potete ascoltare anche quelle delle altre serie degli anni passati. C'è sempre qualcosa di interessante. Esatto, troviamo sempre qualcosa di interessante. E di diverso. Esatto. Allora io vorrei ringraziare, caro co-conduttore, anche e regista, anche i nostri tecnici, il tecnico del suono, Gianluigi Bergamo, poi abbiamo il grafico, Gianluigi Bergamo, poi abbiamo il tecnico delle luci, Gianluigi Bergamo, e poi chi abbiamo? Non so, il tecnico della mongolfiera che svolazza. Ecco, lui che fa la manutenzione, quella è una cosa importante, perché infatti è importante che la mongolfiera stia su. Ecco. Va bene, ma con questi giochetti nuovi elettronici, digitali, insomma, si può fare tutto con una mano e con un dito, quindi è abbastanza semplice la cosa, no? Sapendo governare queste cose elettroniche digitali, cosa che non è scontata, come lei sa, signor regista. Vabbè, insomma, dopo queste sviolinate vi diamo appuntamento. Facciamo partire anche la sigla, la sigla non la facciamo partire, la sigla finale. Eccola qua. Adesso lei si è un po'... esatto, hai visto, con tutti questi complimenti mi sono dimenticato della sigla.
Eccola qua, che devo sempre trovare un'animazione nuova per la sigla. Vabbè, insomma. Ma questo lo chiediamo al grafico. Sì. Vediamo se ha tempo per farlo. Niente, ci stiamo avvicinando al Natale, manca meno di un mese, stiamo preparando, per chi abita in zona dove da noi, nel litorale di Cavallino Treporti, stiamo preparando anche un concertino di Natale con la Art Time School, e quindi ne parleremo le prossime puntate. E basta, mi pare che anche per oggi. Grazie a tutti. E ci sentiamo. Aspettiamo suggerimenti per la rubrichetta nuova. Esatto, la rubrichetta nuova che potremmo chiamarla Fratelli d'Italia. No. Ci sono delle parole che improvvisamente ti diventano antipatiche, non so perché. Ma chissà perché. Va bene, dai, cercheremo un titolino per la nostra rubrica. Ciao a tutti, buonanotte. Grazie.